Il caso che ci interessa riguarda un lavoratore comunitario, in particolare sloveno, residente in Slovenia, che viene assunto da un'impresa italiana che si è rivolta già da anni alla nostra associazione, alla nostra società di servizi. Questo lavoratore è stato assunto in Italia con contratto a tempo indeterminato, part-time 20 ore. E ovviamente, come per tutti i lavoratori, il datore di lavoro ha aperto tutte le posizioni in Italia, in primo luogo la posizione INPS, e ha iniziato a versare i contributi all'INPS relativi a questo lavoratore. A un certo punto il lavoratore riceve invece una comunicazione, un avviso bonario dall'ente previdenziale sloveno, il quale lo invita a versare i contributi relativi al rapporto di lavoro in Italia, cioè il rapporto di lavoro esistente in Italia, a versare i contributi in Slovenia. E qua il lavoratore si rivolge alla nostra struttura e scopriamo che, oltre ad essere dipendente part-time a 20 ore in Italia, è pure dipendente part-time a 20 ore presso un'altra azienda in Slovenia. E qui parte il problema che poi abbiamo affrontato. Esaminando il caso abbiamo accertato che la richiesta da parte dell'ente previdenziale sloveno che chiede il pagamento di contributi in Slovenia è stata corretta, in quanto la questione è disciplinata dal regolamento UE 883 del 2004 e dal relativo regolamento di applicazione, il quale statuisce il principio dell'unicità della legislazione applicabile, e questa unicità della legislazione applicabile è regolata dalla questione dell'attività sostanziale. Se un lavoratore svolge un'attività sostanziale nel paese di residenza, in questo caso si applica la legislazione sociale del paese di residenza. Si parla di attività sostanziale quando viene svolto nel paese di residenza almeno il 25% dell'attività. Quindi il lavoratore è stato assunto per 20 ore in Slovenia e per 20 ore in Italia. 20 ore in Slovenia significa oltre il 25% dell'attività, e in questo caso si applica quindi soltanto la legislazione slovena. Ovviamente si pone il problema di come il datore di lavoro italiano come debba comportarsi. Praticamente il datore di lavoro italiano dovrà fare le buste paghe in Italia, però non versare i contributi all'INPS, bensì direttamente all'ente previdenziale competente sloveno. E così sostanzialmente è stato fatto. Il datore di lavoro chiede al consulente sloveno o all'ente previdenziale sloveno il conteggio dei contributi e poi li applica direttamente nella busta paga italiana, e poi trattiene questa somma e la versa direttamente all'ente competente sloveno. Si pone infine il problema su come prevenire queste situazioni che nella fattispecie sono state risolte in corso d'opera. La regola generale, in base ai regolamenti europei, che deve essere il lavoratore a informare l'ente previdenziale del proprio paese di residenza della circostanza che lavora in un altro paese. Nel momento in cui il lavoratore informa l'ente, questo ente dovrebbe fare una analisi provvisoria della legislazione applicabile, se è lui competente o se è competente l'ente previdenziale dell'altro Stato membro, e se nei 2 mesi non arriva una controproposta da parte dell'ente previdenziale nella fattispecie italiano,
si cristallizza la legislazione slovena. Ovviamente se non c'è l'impulso del lavoratore è direttamente l'ente previdenziale interessato dell'uno o dell'altro Stato che può porre questo problema, come nella fattispecie è accaduto.